Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro quotidiano appuntamento delle 12 per condividere la grande passione verso quella che è la nostra terra, le nostre tradizioni, la nostra arte, i nostri prodotti, insomma, il nostro meraviglioso mondo di Io Compro Siciliano. Mi piace iniziare nel nostro consueto modo? Grazie. 250.724 volte grazie. Proprio qualche giorno fa abbiamo raggiunto insieme questo grande traguardo dei 250.000 amici, come dico io, tutti voi che ormai da circa 120 giorni condividete questo grande amore. Abbiamo raggiunto insieme il traguardo di 250.000, ma abbiamo raggiunto insieme anche tanti altri traguardi che poi diventano ancora punti di partenza. Sono tantissimi i protocolli di intenti che abbiamo firmato, vi ricordiamo anche un po' per fare sintesi di quella che sono stati questi quasi 4 mesi con gli enti parchi naturalistici della Sicilia. Abbiamo già firmato 2 protocolli di intenti con il Parco dei Nebrodi e con il Parco delle Madonie. Abbiamo firmato protocollo con Slow Food Sicilia. Siamo in pieno contatto e stiamo lavorando nel progetto Milan Urban Policy Food che aggrega e unisce oltre 230 città nel mondo per cercare di valutare i prodotti locali, i prodotti a chilometro zero, senza spreco, nel perfetto equilibrio fra ambiente, territorio, prodotti e naturalmente sempre per la migliore qualità della vita. E a proposito della qualità, voi sapete, Io Compro Siciliano porta avanti identità, qualità, provenienza. Con questa idea, che è diventata poi un concetto e poi si esprime in lifestyle, in stile di vita. Di noi hanno parlato su Millionaire, di noi hanno parlato a Milano Finanza, di noi hanno parlato a New York, un'importante rivista che parla di business nel mondo, tanti collegamenti internazionali in questi 4 mesi, tanti collaboratori che lavorano per portare avanti questo grande stimolo, questo grande progetto legato alla promozione, alla rivalutazione della nostra Sicilia. Sapete, proprio rispetto a quella che è questo grande amore, questa grande passione, questa determinazione nel portare avanti Io Compro Siciliano, abbiamo conosciuto tante professioni, professionalità che sono state messe a disposizione, tanti amici, chef, artigiani, consumatori anche che hanno voluto partecipare fortemente dando un contributo forte ai nostri live, a questo delle 12, anche a quello con Francesco Caravello, Aperitivo Social, che proprio sabato è andato in pausa perché sapete questo anche essere il penultimo appuntamento, perché poi riprenderemo i primi di settembre. Domani avremo l'ultimo appuntamento di Io Compro Siciliano Live e pensate, domani faremo l'ultimo appuntamento perché saremo presenti a Piazza Armerina alla conferenza stampa di presentazione del progetto del Palio dei Normanni. Il Palio dei Normanni è uno dei pali più importanti d'Italia, sia per numero di presenze di artisti, partecipanti, comparse. Tra comparse e protagonisti veri arriviamo circa a 1.000 presenze. Quest'anno ci sarà, viste naturalmente il periodo storico contingente, una rivalutazione storica e una rivisitazione storica, perché ne sarà rappresentato un galà
Saranno 2 giornate, giorno 13 e 14 d'agosto. Il 13 ci sarà la spettacolarizzazione dell'evento del Palio dei Normanni, invece il 14 la vera e propria giostra del Saraceno. Oggi avremo ospite l'assessore al turismo, il dottor Ettore Messina, ne parleremo oggi, ma prima di chiamare l'assessore Ettore Messina e quindi parlare anche di Io Compro Siciliano come partner ufficiale ed unico per quello che riguarda la comunicazione, quindi siamo veramente molto felici ed onorati. Beh, io vorrei aprire questo appuntamento a proposito di felici ed onorati. Sapete, ho letto proprio qualche giorno fa alcuni passaggi sulla vita di Federico Fellini. Federico Fellini portava avanti l'arte cinematografica dell'Italia, lo faceva nel mondo e una frase mi ha particolarmente colpito: non c'è inizio, non c'è fine, c'è solo l'infinita passione per l'arte, per la storia. Sapete, quando io ho letto questa frase di Federico Fellini, la mia idea e il mio pensiero è immediatamente ricaduto su una persona nello specifico, ed è Ida Stagnetta. Ida Stagnetta è un personaggio molto particolare, dico personaggio perché lei è una persona incredibile. Pensate, lei ha iniziato a scrivere i suoi messaggi che immediatamente ci hanno conquistato e ci hanno veramente rubato grandi emozioni durante i nostri live, la partecipazione sempre presente, sempre appassionata e sempre soprattutto portando avanti quelle che sono le identità del suo paese d'origine, ma anche qui c'è una storia dietro Ida, perché lei nasce in Belgio, si trasferisce, visto che i suoi genitori erano siciliani, per un periodo della sua vita a Piazza Armerina, che è la città d'origine del papà, e poi ritorna in Belgio, ma non ha mai, e dico mai, tralasciato il grande amore per la sua terra. Io vorrei chiamare Ida Stagnetta, che oggi è presente a Io Compro Siciliano Live. Buongiorno Ida! Ciao Katiuska, mi hai fatto piangere. Hai proprio tradotto quello che provo per la mia città, ti ringrazio. Ida Stagnetta è una grande sostenitrice del progetto di Io Compro Siciliano perché lei vive con grande forza quella che è l'identità, questa grande appartenenza e soprattutto il portare avanti la Sicilia con tutte le sue sfaccettature. Ida, a me piacerebbe partire un po' da quella che è la storia, la tua storia. Allora, come hai detto tu, io sono nata in Belgio. Papà aveva lasciato la Sicilia nel dopoguerra per fare come tutti gli immigrati in quell'epoca, andare un po' a cercare un'altra vita altrove. E lui l'ha fatto, è venuto in Belgio. E poi nel 77 la sua voglia era quella di tornare sulla sua terra e mi ha portato con lui. Dunque abbiamo fatto casa e sono stata scolarizzata a Piazza Armerina. E per me lì è iniziata un'avventura stupenda, perché l'ho veramente vissuta un po' come i bambini che vanno in Africa e scoprono un paese selvatico, mistico, e così io vedevo Piazza Armerina, perché papà era un grande appassionato della natura. Devi sapere che Piazza Armerina ha una grande biblioteca, c'erano i gesuiti che hanno anche scritto e lasciato testimonianze di queste piante medicinali, e io invece non le ho imparate leggendo questi libri, li ho imparati con papà andando in giro per le campagne di Piazza Armerina. Poi ci sono dei nomi che ti fanno sognare quando sei piccola, c'è Montagna di Marzo, ci sono le fonti che tu ti immagini che poi sono state le fate a costruirle per venire ad annaffiare tutte queste piante. Senti Ida, io vorrei introdurre immediatamente con noi, perché anche tu c'entri in questo racconto, vorrei chiamare l'assessore al turismo della città di Piazza Armerina perché
proprio in questi giorni, e domani verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa la 65esima edizione del Palio dei Normanni. Abbiamo in collegamento proprio da Piazza Armerina l'assessore Ettore Messina. Assessore, buongiorno, benvenuto. Grazie di essere con noi. Capiamo sono le ultime battute prima di iniziare naturalmente le ultime fasi legate a questa 65esima edizione. Un palio sicuramente nuovo, innovativo, che non perde il valore della tradizione, ma sarà un vero e proprio galà, Assessore. Sì, buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui e poter promuovere la mia città e la manifestazione più importante del Meridione, a mio avviso, il Palio dei Normanni, che oggi in maniera un po' diversa, assolutamente diversa dal passato. Questa è la 65esima edizione, quindi il Palio, oltre ad essere una manifestazione importante e dalle dimensioni, io la definisco un colossal, perché il Palio dei Normanni per 3 giorni coinvolge oltre 1000 persone tra figuranti, cavalieri, organizzatori e via dicendo. Quest'anno tutto ciò non è stato possibile, ma abbiamo utilizzato il tempo a disposizione per rendere unica la manifestazione. Quindi un mediometraggio importante che verrà poi presentato successivamente, ma nel frattempo verrà montato insieme ad un evento live il 13, cioè dopodomani, alla presenza di importanti autorità. Ci stiamo tra l'altro gemellando con le città maltesi di St. Julian, La Valletta e Attard, che saranno presenti con i loro sindaci a onorare la nostra manifestazione proprio il giorno 13, con una vera e propria opera teatrale musicale. Quindi 30 attori, ballerini, racconteranno quella che è la leggenda del Palio dei Normanni. Quindi è un gran galà del Palio, un omaggio a questa bella manifestazione, è un unicum nel suo genere, perché mi auguro che questo evento rimanga unico, perché dall'anno prossimo potremo nuovamente ripercorrere le vie cittadine con le armate di Ruggero I d'Altavilla. Il 13, quindi dalle 8 alle 10, doppio spettacolo dalle 10 a mezzanotte, e poi campo sportivo Sant'Ippolito per la giostra del Saraceno, che solitamente si svolgeva nel pomeriggio. Quest'anno alle ore 21 questi 4 quartieri storici si contenderanno il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie, quest'anno realizzato tra l'altro, perché ogni anno un artista diverso realizza i pali, e quest'anno è realizzato da un artista nisseno di indubbia competenza e fama, che si chiama Maurizio Tomasello, e che lo svelerà domani in conferenza stampa, dove voi sarete nostri graditi ospiti, poiché partner ufficiali del Palio dei Normanni. Assessore, sono quindi 2 giornate, sono 13 d'agosto con la doppia spettacolarizzazione, e giorno 14 invece con la giostra del Saraceno. Vogliamo ricordare agli amici che per chi volesse partecipare può acquistare ancora i biglietti sul sito www.cdvox.it. Fatelo, perché dobbiamo tenere forti quelli che sono le nostre tradizioni. Piazza Armerina vanta veramente tanta storia. Tra l'altro volevo ricordare anche che Piazza Armerina è la città sicuramente del Palio dei Normanni, è la città dei mosaici. Partiamo da noi, partiamo da quelle che sono le nostre storie, visitare le nostre città. Saranno 4 i quartieri protagonisti, abbiamo Monte, Castellina, Casalotto e Canali per contendersi il vessillo. Beh, io direi che sicuramente dobbiamo partecipare a questa specialissima edizione che adesso l'assessore Messina ci stava raccontando. Assessore, aggiungiamo anche che abbiamo una firma di una importante regista, che è Gisella Calì, che firma la parte teatral musicale. Ci saranno attori importanti, quindi seguite, ci saranno musicisti, saltimbanchi, giocolieri, veramente un trionfo in questa edizione speciale del Palio. Assessore, io a questo punto dico grazie
Grazie, perché io compro Aspetti, siciliano, ci abbiamo metto perso sta forse il cosa, collegamento, che si è eccolo. interrotta questo. Io compro siciliano partner ufficiale, abbiamo qualche difficoltà nel collegamento. Noi saremo domani presenti per la nostra ultima puntata di Io compro siciliano live alle 12, proprio trasmetteremo dalla sala. Eccolo qui, assessore. Noi domani alle 12 saremo presenti, dicevo, alla Benissimo. conferenza stampa. Io vi saluto perché ho il palio in corso, ho le riunioni con i quartieri, mi fa piacere vedere Ida di fronte a me qui in Ciao videoconferenza, Ettore. che è un'appassionata sostenitrice delle tradizioni siciliane, la definisco un'ambasciatrice di Piazza Armerina e della Sicilia nel mondo. Servirebbero tantissime persone come lei per fare diventare famosa la Sicilia nel mondo, e non solo la Sicilia classica, conosciuta. Noi per fortuna a Piazza Armerina siamo sito UNESCO grazie alla Villa Romana del Casale, quindi siamo certamente conosciuti in tutto il mondo, ma la Sicilia autentica è quella che manca nell'immaginario del visitatore e del turista. Quindi città come quelle dell'entroterra, come la mia, che non è solo Villa del Casale, che è un unicum, un gioiello, ma è anche la città delle Cento Chiese, la piazza delle Armi Normanna, il primo barocco di Sicilia, non ce lo dimentichiamo mai, fa parte geograficamente della Val di Noto, dove però trovate nel Siracusano e nel Netino il secondo barocco dovuto a questa distruzione del 1600 a causa del terremoto. A Piazza ancora integro il primo barocco. Quindi veniteci a visitare, fatevi illuminare dal bagliore riflesso del sole sulla pietra arenaria locale, e vi aspettiamo per il palio e non solo. A presto e buona giornata a tutti. Grazie Ciao Assessore, Ettore, grazie, ciao. grazie per essere stati con noi. Ringraziamo Ettore Messina, Assessore al turismo di Piazza Armerina, e Piazza Armerina si collega perfettamente alla storia di Ida. Ettore diceva poc'anzi, Ida, ci vorrebbero tante Ida Stagnetta. Perché Ida, nonostante lo raccontava poc'anzi, per un periodo appunto nella sua infanzia ha vissuto a Piazza Armerina, perché i suoi genitori, il suo papà, giusto? È di Piazza Armerina, Sì, e del Monte, del poi quartiere Miramonte. ecco, e per un periodo quindi vive in Sicilia, poi ritorna in Belgio dove attualmente vive. Ida però è sempre presente quando si parla di storia della Sicilia, di promozione della Sicilia. Lei tra l'altro ha un modo assolutamente suo personale, no? Perché lei dice, io anche quando sento, un po' ne parlavamo ieri durante la nostra conversazione telefonica, dice, io quando poi sento per esempio qualcuno che deve venire in Sicilia, cosa fa Ida tu? Beh, io comincio come si chiama? Io chiedo sempre quanto partite per una settimana e comincio a programmare, a fargli tutto un circuito per giustamente farli passare anche per l'entroterra, perché i circuiti classici fanno solo la costa della Sicilia e raramente li fa arrivare al centro della Sicilia. E io li mando veramente nel centro della Sicilia a vivere altre esperienze che oggi il turista ricerca, no? Dunque il contatto con l'abitante, con quello che si coltiva, con quello che si produce, anche nell'artigianato che è molto ricco anche nell'entroterra, non soltanto sulla costa. Dunque è vero che, ma mi capita anche quando sono al ristorante, cioè io sento parlare, dico ma non ci siete mai stati in Sicilia? E comincio a parlare, a farli sognare e un po' rivivo la mia Sicilia tutto raccontandoli. Per me è ecco, un grande orgoglio per me di farli, e poi Tra quando l'altro, mi tornano con i regali della Sicilia, dunque delle cose ecco. stupende. Dunque ho Senti, Ida, vinto. poi tu dicevi che sei anche molto attenta al consumo di prodotti che Sì. siano prodotti naturali, prodotti che nel completo, nel completo rispetto dell'ambiente, e quindi noi spesso nei nostri live parliamo proprio di questo, parliamo dei prodotti a chilometro zero, anzi ci sono molti dei nostri amici che dicono a centimetro zero, non a chilometro Sì, zero. sì, ma è possibile in Sicilia, infatti.
E ne parliamo, tra l'altro tu sei stata ospite anche da Francesco Caravello, sapete tra l'altro Francesco Caravello è uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano, e ho visto proprio un messaggio di Francesco, eccolo qua, il mitico è qui, Ida Stagnetta, bisognerebbe clonarne una per ogni comune e la Sicilia sarebbe Caput Mundi. Ciccio, hai ragione, io guarda, hai visto, non avevo ancora letto il tuo messaggio e hai proprio ragione. Io ringrazio, sì, Ida, no, dicevo, ringrazio Paolo Gatto in regia che segue sempre, insomma, fedelmente, e poi adesso parlo un attimo con Ida, Paolo, e poi leggiamo ancora qualche messaggio. Ida, hai visto cosa ti dice anche Francesco? Sì, sì. Conferma quello che dicevamo tutti, che diciamo tutti. Sì, ma tu devi sapere che già sono clonata e forse sono stata clonata da altri che magari non ci mettono la faccia perché sai com'è, la donna sicura è un po' più discreta, riservata, io sono un po' più, non ho paura di metterci la faccia, perché cioè, non soltanto ho ancora amici della mia infanzia come Davide con chi ho fatto la diretta, e poi anche nuovi amici che sono nati per questi valori che abbiamo in comune. Dunque io vorrei, se me lo permetti, salutare Ornella e Silvana, che sono le mie 2 amiche del cuore, perché le sostengo in quello che vogliono fare. Sono tutte e 2 mamme di ragazzi disabili, e sono 30 anni che loro si battono perché hanno paura del dopo. Dunque adesso i loro figli hanno 25 e 35 anni e il loro quotidiano lo fanno sensibilizzando e cercando di creare qualcosa per i loro figli, perché giustamente ci sarà anche un dopo di loro. E io li sostengo in questo progetto e ne sono onorata. Questa è anche Piazza Armerina. Ida, tu sei veramente una donna speciale, te lo dico con grande sincerità, te lo dico adesso davanti alle camere, davanti al popolo piangere. Ma te l'ho anche detto in privato, insomma ce lo siamo scritte tante volte. Voi dovete sapere, e ve lo sapete perché seguendo le nostre dirette ve ne accorgete, Ida, quando noi abbiamo le nostre dirette, parliamo di un prodotto, e lì a mettere sempre dei nomi, a segnalare dei nomi. Questo perché è come se lei ci dicesse, questo potrebbe essere quello che dà valore, questo e quest'altro, cioè nel senso questa forte partecipazione che porta davvero la crescita. Ida, noi parliamo sempre insieme a Davide Morici, Francesco Caravello, Davide Morici, Francesco Giorgiani e Giuseppe Giorgiani, ho fatto una sintesi, Giuseppe Giorgiani, sono i tre ideatori, si parla spesso di rete, e quando noi parliamo di rete parliamo di sinergia, parliamo di Io Compro Siciliano come incubatore di impresa, diciamo anche che questo ed è quello che mi periodo piace. ci piace come incubatore di impresa, ma soprattutto come opportunità. Io Compro Siciliano vuole essere un'opportunità, noi diciamo sempre per le aziende che sono già strutturate, ma anche per i piccoli Soprattutto. che vogliono essere sostenuti con suggerimenti, con aiuti, la possibilità di poter avere questa, noi diciamo sempre questa finestra sul mondo, per costruire insieme. Mi piacerebbe leggere qualche messaggio, quindi prego la regia di mandare qualche messaggio, Paolo, se abbiamo qualche saluto. Allora, il Faraone Palermo è un amico carissimo, e tra l'altro io noto che ormai vi salutate durante le dirette, siamo no? amici ormai, sì. Ormai siete anche voi amici, quindi vedete cosa sviluppa Io Compro Siciliano. Allora, il Faraone Palermo dice: buongiornissimo, solarissima, carismatica, bidazza e carissima Catius Cuzza. Grazie sempre Catu per tutti questi complimenti. Ida è davvero una sicula d'animo e di cuore, è molto appassionata ed è un bellissimo esempio da seguire per tutti. I siciliani all'estero la stimo veramente tanto. Grazie caro per questo messaggio. Grazie.
Sento profondamente che la mia carissima amica Ida vive in Belgio solamente con il suo corpo, ma la sua anima, il suo spirito e la sua passione sono ancora e per sempre in Sicilia. Grandi emozioni di una bellissima anima come lei. Wow! Ancora il faraone Grazie. Palermo dice: bellissime sono le emozioni lacrimose di Ida, conferma la sua umanità. Quindi hai visto, Ida? C'è Mauro Todaro, buondì, senti Mauro, ma adesso vogliamo dire una cosa su Mauro? Anche Mauro è un Sì, sì. personaggio particolare, tra l'altro Mauro, io penso che ti intervisteremo, penso che sarai, se non il primo, fra i primissimi che vogliamo chiamare non appena riprendiamo con i nostri live a settembre, perché vi ricordo questo è il penultimo appuntamento, domani avremo l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva direttamente da Piazza Armerina e saremo presenti alle 12 alla conferenza stampa per la presentazione della 65esima edizione del Palio dei Normanni e Io Compro Siciliano e partner ufficiale ed esclusivo. Ancora Luigi Malerba, buongiorno cara, ciao caro Luigi, grazie sempre per il tuo affetto. Salvatore Armanno, buongiorno a tutti voi, ciao Salvatore, saluti da Sciacca. Saluti a Sciacca, la Sicilia è bella tutta e ci piace sempre raccontarla. Chimenti Cosimo, che bellissime ragazze, grazie Cosimo, grazie dei complimenti, noi ce li prendiamo tutti, sai. Abbiamo Sì, sì. Mauro che dice, bravi, assieme si può e si fa meglio. Mauro, Sempre. assolutamente. Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti. Ciao cara Amalia, Amalia ci segue sempre, tutti i giorni. Salvo Algeri dice, bravo, l'entroterra siciliano ospitale, solare e sorridente, luogo da vivere. È vero Salvo, è proprio vero. Mauro Todaro dice l'entroterra del sorriso, brava Ida, e quindi tanti complimenti stanno arrivando per te Ida. Senti Ida, per noi ogni live in questi 120 giorni di trasmissioni, leggere i tuoi messaggi sono sempre stati io quando leggevo Ida Stagnetta dicevo dai, vediamo un attimino Ida oggi. L'entusiasmo non deve essere mai perso, questa è una cosa sicura. Quello che veniva un po' fuori dalle tue parole è che bisognerebbe e bisogna costruire oggi pensando che c'è un domani. Perché se troviamo questa chiave di lettura nella vita, io penso che costruiremo bene per lasciare una Sicilia migliore alle generazioni future e quindi ai nostri bambini. Giusto, È Ida? È molto un po' importante, una sì, sì. filosofia di vita che bisogna avere perché in questo modo riusciremo a custodire meglio quello che abbiamo. Ieri, per esempio, Ida, abbiamo avuto ospite Nino Bebba. Nino Bebba è un altro Che bella personaggio molto persona. particolare, ce ne sono davvero, ce ne sarebbero tante storie da raccontare e vogliamo raccontarle. Nino diceva che ha aperto questo museo del grano, diceva io non appena ho terminato di lavorare ho messo la mia buona uscita in questo progetto. Questo per dire anche sicuramente una scelta forte, anche togliendo a quello che era la sua famiglia, investendo in un progetto perché diceva questo per tenere i nostri ragazzi qui, no? Per cercare di dare loro la possibilità di avere delle forze concrete per costruire in Sicilia. In Sicilia abbiamo tanto, abbiamo tutto. E quindi Allora, delle persone che fanno la staffetta come lo fa il signor Beppa ce ne sono tanti e Piazza Armerina ne è piena, perché quando si parla di me dicendo ce ne vorrebbe uno per ogni comune, se me lo permetti, io mi sono scritta qualche nome da ringraziare perché sono veramente tanti. Io vorrei ringraziare il nostro vescovo, l'eccellenza Cisana, esempio per tutta la comunità piazzese e per tutti, cercherò di non piangere, ci proverò, per tutta la comunità piazzese e per tutta la diocesi di Piazza Armerina. Lui continua e lavora tutti i giorni e preoccupandosi per lo sviluppo veramente del territorio, perché anche lui vuole aiutare i giovani del nostro territorio. Voglio dire grazie anche alle parrocchie e ai suoi fedeli presenti sempre ad aiutare i fragili, a Maria Concetta Camerata, direttrice dell'Unità Alsi Piazza Armerina, per l'aiuto che dà ogni giorno ai malati
e nel suo lavoro quello di riunire il suo sogno è quello veramente di riunire tutte le associazioni solidali e di lavorare in sinergia. Dunque anche lei, vedi come Io Compro Siciliano crede veramente nell'unione, perché è veramente l'unione che fa la forza. Vorrei ringraziare anche il signor Ranieri Luca Ferrara, che è un'impresa molto importante a Piazza Armerina, è una società familiare che lui porta con molta fiertà, ma è anche il direttore di una rete locale che io stimo molto, perché dà una comunicazione di qualità per i piazzesi e anche per i piazzesi che abitano fuori. Io lo seguo tutti i giorni e lo sostengo veramente, gli dico grazie. Vorrei anche ringraziare Giuseppe Di Vita, il nostro fotografo nazionale, sempre disponibile e con un'energia positiva comunicante. Cioè lui, ecco, lui è solare, veramente. È sempre un piacere vedere le sue foto e con le sue foto lui porta l'immagine di Piazza Armerina dappertutto. Poi ai nostri artisti come la Taverna Umberto I, e i Romani Bros, che mai dimenticano Piazza Armerina nelle loro canzoni, e anche loro nei loro tour portano Piazza Armerina in giro per il mondo. A Vincenzo Germanà, che io stimo molto perché è un nostro slow artista, lui crea con materiali e con oggetti di recupero, dunque anche lì c'è un legame con Io Compro Siciliano, perché anche lui fa la sua arte a chilometro zero. Esatto. E fa delle cose stupende, veramente. Poi al nostro custode della memoria, Gaetano Sant'Angelo, che in arte è Dudu Girasole. Lui è un appassionato di foto antiche, e tutta Piazza Armerina gli confida le vecchie foto e lui fa delle ricerche e così fa il collegamento con quella che era Piazza Armerina e il Piazza Armerina oggi. Molto spiritoso, che ci fa sempre ridere e ci fa ogni giorno. Non c'è un giorno dove lui non espone una storia di Piazza Armerina attraverso queste bellissime foto, e gli dico veramente grazie. Poi vorrei dire anche ai giovani di Plastic Free, è un nuovo gruppo che lui partecipa alla raccolta della plastica e dunque alla protezione dell'ecosistema di Piazza Armerina. E poi cioè, saranno tanti, non ci vorrebbe 2 trasmissioni per nominarli tutti, dunque vorrei semplicemente dire per tutti quelli che operano per il bene della nostra città e senza secondi fini, ma nell'interesse della comunità di Piazza Armerina, io dico grazie veramente a loro, ed è loro che mi danno la forza di portare avanti Piazza Armerina, perché io tutto quello che faccio è parlare, quelli che lavorano sono loro, dunque sono veramente fiera di loro. Grazie Ida, grazie. Noi ringraziamo, ci aggiungiamo anche noi a questo tuo ringraziamento. C'è un messaggio di Francesco, grazie a nome della Sicilia tutta. Ida, sei fantastica, oggi insieme, siete favolose, brave. Wow, grazie Francesco. Ciccio, grazie Ciccio. Il faraone Palermo dice: quando una persona è vera, mi colpisce subito. Ida e te, carissima Katiuska, ne fate parte, vi voglio bene, anche noi, un bacio, anche noi, un bacio grande. Un bacio. C'è Dora Mirabello che dice: la Sicilia unita può fare tantissimo. Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è ancora Mauro Todaro che dice: Gogol, in Belgio per una grandiosa ambasciatrice del sorriso, ma non ditelo a Dida. Mauro. Beh, noi vogliamo ringraziare tutti gli amici che ci seguono nelle nostre dirette, anche attraverso i video party. Purtroppo non posso leggere i messaggi scritti durante i video party, quindi leggo soltanto quelli durante la diretta. Volevo dirvi, noi domani per l'ultimo appuntamento di Io Compro Siciliano Live saremo presenti alle 12 e trasmetteremo in diretta dal Palazzo di Città di Piazza Armerina per la presentazione ufficiale della 65esima edizione del Palio dei Normanni. Io Compro Siciliano, partner ufficiale ed esclusivo della comunicazione. Yes. Teniamo alta la nostra tradizione, perché noi dobbiamo investire in arte e in cultura. Noi, Ida, ti diciamo grazie, e adesso è arrivato il momento che preferisco. Noi sempre... Ho visto l'altro giorno che hai detto a Francesco
Bene, cari amici, noi abbiamo tante bellissime facce, tante bellissime persone, tanti bellissimi amici che hanno dato il contributo e con i quali ci siamo ritrovati spesso vicini qui per ridire insieme il nome Io Compro Siciliano. Ida, bellissima e carissima amica, a nome di Io Compro Siciliano, grazie, è il nome della Sicilia, grazie. Noi ti aspettiamo e siamo veramente molto felici ed onorati di averti nella grande squadra di Io Compro Siciliano. Onorata. A questo punto non ci rimane che dirvi: io compro siciliano. Ida Stagnetta, ci piace. Grazie per essere stata con noi. Signori, vi diamo appuntamento Grazie a te. appuntamento di Io Compro Siciliano Live domani alle 12 direttamente da Piazza Armerina. Seguiteci. Ida, ti voglio bene. Anch'io tantissimo. Un bacio a tutta A Piazza domani, Armerina. ciao!